Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento lunedì, mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, è arrivato l'ospite nella seconda parte che è Patrizio Bertì, presidente di Confcommercio Veneto, buonasera, Buonasera. grazie, e abbiamo già collegato anche il senatore questore Antonio De Poli, che lo saluto, lo ringrazio anche lui della disponibilità, che si trova a Roma, grazie senatore di essere con noi. Allora, ritorniamo. Fino a un attimo fa c'era ospite Roberto Marcato, che è assessore allo sviluppo economico, ha detto che la regione, Patrizio Bertì, ha messo a disposizione 21 milioni di euro per ogni azienda, cioè dà praticamente 2.000 euro a fondo perduto a ogni partita IVA e 250 euro a ogni dipendente che ha questa partita IVA fino a un massimo di 9 dipendenti. Quindi le faccio un esempio, se lei ha un'azienda le danno 2.000 euro a lei, se ha 9 dipendenti le danno 250 euro a dipendente per 9 che sono 2.200 euro, questi 4.000 euro rotti sono tutti a fondo perduto. Poi mette a disposizione assieme allo Stato altri 100 milioni dove lei può chiedere il prestito, ovviamente anche essendo in grossa difficoltà economica, cioè un B&B, uno che ha grossi problemi con le banche, può chiedere fino a un 20% di questi 100 milioni in prestito ovviamente e la regione ne è ovviamente diciamo non la responsabile Garante. ma da garante, da garante. Poi ne mettono altri, mi sembra capire 30 milioni, non so se ho capito male con tutte queste cifre vado via di testa, che un imprenditore può chiedere dai 5.000 ai 50.000 euro di prestito, ovviamente con delle garanzie che può dare, a 0 euro di costo, a 0 euro di costo bancario, a 0 euro di costo interesse. Tutto questo perché ne risponde la regione. Sono stato chiaro? Da venerdì sul sito della regione andate o dica pure ai suoi ovviamente iscritti che c'è questa possibilità, mi sembra che sia una possibilità che la regione mette a disposizione, che è tra la parte di fondo perduto, tra una parte di prestito, tra un'altra parte, che insomma sia un po' di toccasana leggermente, è d'accordo almeno su questo? Beh, dico che sì, Però mi raccomando lo dica ai suoi ovviamente iscritti all'associazione perché questa è una cosa che riguarda tutti i commercianti del Veneto. Sì, beh, chiaramente sapevo di questi 20 milioni, dopo sapevo che c'era tutta una serie di operazioni da fare appunto con la leva, con lo Stato, di dare soldi a rotazione, a prestito, così. Io sono cosciente di una cosa sola, che in questo Paese si parla, è dal 23 di febbraio che noi sentiamo parlare di milioni, però attualmente non abbiamo visto niente, a parte quei 600 più 600 euro che sono 1.200 euro. Tutto il resto, fino a quando, io sono un po' Santomaso, fino a quando non vedo non ci credo. Non tocca il naso. Perché le imprese in questo momento hanno capito una cosa solo, che si devono far sulle maniche, okay, e provare a ripartire. Provare a ripartire è difficile perché la situazione è ancora oggi molto preoccupante, perché le imprese stanno lavorando col freno a mano tirato, perché i consumi non ripartono, perché la gente non ha soldi in tasca, perché c'è una situazione che il governo, una volta che ha deciso di chiudere per un problema sanitario, doveva pensare anche a un piano B per la ripartenza e invece stanno discutendo. Antonio De Poli da Roma, Antonio De Poli da Roma, sentite cosa dice Patrizio Bertì, che lo conosce benissimo perché ovviamente ha la possibilità quando viene a Padova di incontrarlo spesso. È tutto così, parole, 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 come la canzone di Mina, insomma, di Alberto Lupo. Diciamo che la crisi, la partenza della crisi sanitaria di cui tutti noi conosciamo non ha tenuto conto di quello che sono state poi i percorsi e le situazioni per la crisi socio-economica e oggi ci troviamo di fronte a un momento di grande difficoltà delle nostre aziende, dei nostri commercianti, del settore del turismo, ma di tutti i settori e non riusciamo a dare una risposta immediata. Oggi serve una risposta immediata di un contributo di risorse a fondo perduto per aiutare quelle imprese che se non si aiutano oggi non ripartono più e lasciano a casa le persone. Questo è il dramma della situazione. In altri paesi hanno dato X a fondo perduto immediatamente con tutta una serie di regole. Qui noi abbiamo lasciato, perché le risorse ci sono anche, ma nella burocrazia della situazione queste risorse non arrivano, la cassa integrazione non è arrivata, sono arrivati 600 euro, i famosi risorse a fondo perduto che sono state messe coprono solo circa un sesto, almeno quello che capiamo dai dati della CGA di Mestre,
un sesto della perdita del fatturato, tipo un parrucchiere, cito, un parrucchiere che ha un fatturato di 70.000 euro, quindi parliamo già di un parrucchiere con un fatturato importante, che ha registrato una perdita di 5.800 euro, gli viene il 20%, cioè 1.200 euro. De Poli, se rimane, chiedo, De Poli... Tutto aiuta, ma non serve nulla, serve una risorsa immediata, seria e certa. Blocchiamo poi la tassazione, le tasse fino a fine anno, no? Che stanno arrivando le cartelle in questi giorni per pagare. Questo è un altro dei drammi che succede. Quindi al di là delle parole, purtroppo nelle scadenze fiscali, purtroppo anche su questi aspetti si dice, ma poi sembra che non si faccia nulla. Allora, o questo governo De Poli mi segue? Antonio De Poli, aspetti. Il dramma delle nostre imprese, se no corriamo il rischio. Non so se Antonio De Poli mi sente, De Poli? De Poli mi sente? No, le chiedo scusa solo, no, perché lo vedo in enfasi, lo vedo molto animato nella discussione, va bene, però nel muoversi va via l'audio, se riesce a rimanere il più fermo possibile mi farebbe cosa gradita. Grazie, prego, continui pure. Stavo dicendo che sì, purtroppo parlando di cose così importanti e serie ci facciamo prendere anche dalla foga della situazione, ma è un fattore drammatico. Tutti i giorni quando rientriamo il fine settimana e parliamo con le nostre imprese, con i nostri commercianti, i nostri parrucchieri, con i nostri bar, con le botteghe del centro, con qualsiasi, non riusciamo a dare e a dire e a far capire che c'è una possibilità che invece ad oggi non riescono a capire da nessuno. Cioè, bisogna concretamente dare delle risposte. Io spero, ma lo dico, lo spero, che quello che ho sentito l'ultima parte dell'assessore regionale di Marcato, che la regione abbia realmente messo delle risorse immediate, che anche lì non andiamo in cerca della burocrazia di pinco palla pallino e fra 3 mesi siamo qui che ancora diciamo ma ci sono i soldi ma non sono arrivati da nessuna parte. Dobbiamo dare immediate risorse, dobbiamo bloccare la tassazione perché sennò la gente, e quindi le cartelle che sono arrivate a migliaia in questi giorni stanno arrivando, perché sennò non ne veniamo fuori. A settembre ci sarà veramente il vero lockdown, ma il lockdown di tutto il tessuto socio-economico dei nostri territori. E chiaramente, lo abbiamo visto anche oggi in uno dei sondaggi che hanno fatto, uno dei problemi ce l'abbiamo in modo particolare al nord-est, perché al nord-est abbiamo tutta una serie di aziende, piccole aziende artigiane, piccole aziende commerciali, la piccola azienda che va in difficoltà e non riesce più a dare e andare avanti. Quindi allora, certo, sostanzialmente stiamo andando rispetto ai parametri peggio del centro e del sud, e voi capite cosa significa una zona produttiva importante come quella del Veneto. Antonio De Poli, poi c'è Ponteri che vuole intervenire e fare un ragionamento con lei, però mi permetta di dire 2 cose. Lei ha detto tutto quello che hanno detto gli ospiti qui in studio, bisogna fare velocemente, bisogna fare le cose in modo tale che certe aziende, insomma, bisogna riprendere l'economia. Lei ha detto poc'anzi che a settembre ci sarà un lockdown, questo lo dicono gli esperti. Nell'ipotesi, mi domando, le faccio la domanda, no? Le 2 domande che le faccio io, la prima è, nell'ipotesi che ciò avvenga, mi auguro di no, magari stanno facendo le cose più gravi di quello che magari potrebbero arrivare. Non è che il governo e chi ci dirige sa che a settembre arriverà questo lockdown economico, inizia a porre dei rimedi, perché non lo fa? Perché io credo, sapendolo in 4 mesi in anticipo, si possono trovare delle risorse o dei metodi per evitare di avere il dramma di lockdown, la prima domanda. La seconda, detta da Pipitone, detta da Roberto Marcato e detta un po' da tutti, perché la politica italiana dopo questo virus non cambia modo di fare politica, non cambia nella propria burocrazia? Lei vive nei palazzi, è un politico importante, può contribuire a questo, ma perché non accade ciò? Perché andiamo avanti con questo tiritera che si ripete puntualmente, vengono parole e poi i fatti non arrivano mai? Qualsiasi governo arrivi a Roma succede questo. Perché? E perché non c'è un rimedio. Ma io credo che i rimedi ci sono, tanto bisogna sapere ascoltare e bisogna anche tener conto della realtà. Noi abbiamo visto una task force di 400 esperti, ma vorrei capire, chiedendo a Bertin se c'era quello
dell'associazione del commercio, dell'ASCOM, dei commercianti, degli artigiani, dell'impresa, se c'era qualcuno concretamente che sa realmente concretamente cos'è tutti i giorni alzare o abbassare chiaramente la saracinesca della propria attività. Ecco, se noi mettiamo tutte persone bravissime, io non entro nel merito, ma che non hanno la realtà e la concretezza dei problemi, corriamo il rischio che questo rimanga nella carta. E più volte, come minoranza chiaramente, abbiamo chiesto, ma discutiamone, scusate, mettiamoci attorno a un tavolo, mettete attorno a un tavolo chi realmente, concretamente vive tutti i giorni queste problematiche. Oggi si fanno gli stati generali, invece di fare gli stati generali di un contesto così sembra quasi una passerella, io direi di fare concretamente delle proposte, via la burocrazia, diamo queste risorse direttamente alle imprese. Chi sbaglia o ruba, allora paga, va 10 anni in galera, però diamo la possibilità immediata, subito, di poter ripartire. Questa e blocchiamo chiaramente le tasse almeno fino a fine anno. Questa è una delle soluzioni fondamentali oggi, se vogliamo realmente in maniera seria e concreta dare una risposta ai nostri cittadini, a chi sta per correre il rischio di perdere il lavoro l'ha già perso, ma altrettanto per le nostre imprese sì, senza di loro non si può essere. Antonio De Poli, Antonio, mi scusi se ne dico di nuovo, poi Pontelli le ruba la parola. Lo dicono tutti quello che sta dicendo lei, politici, chi è al governo, chi è all'opposizione, chi è assieme al governo, lo dicono tutti. La domanda è tutti lo dicono ma nessuno lo fa. Perché ha ragione mio amico Bertini, cioè tutti dicono questo, tutti, non ce n'è uno che non dica quello che sta dicendo lei, ma la domanda che le faccio, perché non lo fanno, perché non tolgono la burocrazia, perché non danno i soldi subito alle imprese, perché non fanno tante altre cose, a parole sono bravi tutti, bravissimi tutti. Posso farle una battuta? Certo. Rimane come battuta? Benissimo. Mettete Antonio De Poli, Presidente del Consiglio, io vi dico che lo faccio in una settimana, con Bertini o con chiunque altro esso. Concretamente le cose di persone che per caso parlano meno nelle TV, chiacchierano molto meno rispetto a tutto quello che succede, però concretamente fanno le cose. Fosse un Veneto, su questi aspetti è molto più preciso, produttivo e capace di qualche altro. Pontelli, prego. Ma io prima stavo facendo un ragionamento relativo alle condizioni nelle quali noi siamo arrivati a questo lockdown. Perché noi abbiamo vissuto, e tutti i governi ne hanno beneficiato, di una sospensione dalla valutazione economica dei governi. Noi da Monti in poi, che entrò in quella crisi disastrosa del 2011, abbiamo avuto la fortuna, perché ricordiamo c'è stata una fortuna che non ci meritavamo, di aver Draghi, che con Monti ha permesso di ricomprare i nostri titoli invenduti nel mercato secondario. Poi col quantitative easing ha diminuito da 93 a 66 i costi annuali del servizio al debito per tutti i governi. Cosa hanno fatto questi governi in questo frangente? Che potevano utilizzare questi risparmi gratis, che non erano legati a riduzioni di spese, cioè a minore distribuzione di risorse, ma ad una riduzione delle spese perché i tassi di interesse sono andati a zero. Abbiamo aumentato la spesa pubblica. E questi sono i risultati, perché adesso tutti dicono diamo. Fatevi una domanda, ma perché danno tutti quanti bonus fiscali? Perché non c'è una lira. Noi siamo arrivati al febbraio 2020 con il ministro dell'economia, noto esperto di economia, che voleva portare il bonus di Renzi da 80 a 100 euro e aumentare la platea dei beneficiari fino a 39.000 euro di reddito dichiarato. Questa è la percezione dell'economia del governo attuale in carica. Questi non hanno una lira ed è normale, perché siamo arrivati col 135% di debito sul PIL. Perché la Germania ha fatto oggi pomeriggio ha stanziato altri 62 miliardi di cash da dare in tasca? Perché lei in questi anni ha portato il rapporto debito sul PIL al 69% e quindi ha una prateria vasta di fronte a sé. Però questi che adesso sono al governo erano quelli che dicevano il debito non è un problema. Il Presidente della Consob diceva, Presidente della Consob, che adesso parla di criptovalute, noi il debito lo cancelliamo con un click. Il debito è una cosa che non esiste. E poi sono quelli che vogliono chiederti il patto, come faceva Mussolini con l'oro, sottoscrivete i nostri titoli del debito e vi diamo dei titoli irrimedibili. Ma di cosa stiamo ragionando? Noi siamo senza una lira in tasca e diciamo... Vabbè, in virtù di questo, andiamo nell'attualità, in virtù di questo, Pontelli, cosa succederà?
Adesso due sono le alternative: o si prendono i soldi dall'Europa, ed evidentemente l'Europa pone delle condizioni, perché non esiste al mondo uno che ti presti i soldi così a babbo morto. Certo, non esiste, perché è la logica finanziaria. Secondo, se noi volessimo che il risparmio privato, che anche questa questione del risparmio privato bisogna che venga fuori, come dice Renzi, che è una stupidaggine clamorosa. Il risparmio in Italia esiste perché la gente ha paura del futuro. È una sorta di bonus che la gente si è messa là perché l'incertezza della politica è stata il cancro della nostra economia. E quando parlo di incertezza parlo degli ultimi 20 anni, non degli ultimi governi. Gli ultimi 4 sono stati disastrosi per la nostra economia, ma l'incertezza è un cancro. E gli italiani, piuttosto di consumare, li mettevano in banca. Io vado da Antonio De Poli perché so che deve lasciarci, vero senatore? Non so se può rimanere un po' più con noi, perché mi ha detto che deve lasciarci, però se rimane così, cosa c'è? Parole sante. Quello che ha detto Pontelli. Vabbè. Cosa dice De Poli su quello che ha detto l'economista? Ma io credo che non fa una grinza questo aspetto, però ecco, io vorrevo fare solo un ulteriore esempio. Questo governo, questa maggioranza, mette 10 miliardi per reddito di cittadinanza. Allora, se questi 10 miliardi li mettiamo invece direttamente, li diamo direttamente a fondo perduto alle nostre imprese e a chi ha bisogno, oppure abbattiamo di 2 punti il cuneo fiscale, cioè facciamo dei provvedimenti diretti e concreti, ecco che già abbiamo una risorsa da poter utilizzare. Purtroppo questa maggioranza utilizza le risorse per dare tutta una serie di piccole contribuzioni che nella storia vengono ricordate in altro modo, di cui non le cito, però oggi succede questo. Guarda, sono 10 miliardi che potremmo mettere a disposizione immediato, sono lì, al posto del reddito di cittadinanza li mettiamo direttamente per le nostre imprese e li diamo per far ripartire chi è in difficoltà. Già questo potrebbe essere una proposta concreta, immediata, con risorse plausibili, eccetera. L'altro aspetto dell'Europa che io condivido completamente e totalmente, sta discutendo il MES. Il MES sono risorse che arrivano d'Italia, ma come si fa a rinunciare a delle risorse che ci possono arrivare solo per un contesto di natura politico, o meglio ancora partito o fattore così ideologico di qualche partito di questa maggioranza? Ma un altro degli aspetti, e anche qui si parla di decine di miliardi. Allora, c'è una volontà o non c'è una volontà di far ripartire l'Italia? Gliela faccio a lei questa domanda, poi gliela faccio a lei, visto che lei vive nel palazzo e ci lavora. Lo fanno apposta perché sono incapaci? No, se fanno apposta sono incapaci? No, sì, l'ho fatto anche a Marcato questa domanda, gliela pongo anche a lei. Lo fanno secondo lei apposta o perché sono incapaci? Io credo che in politica, come in qualsiasi altro lavoro, se io facessi il suo lavoro sarei un incapace, perché non ho esperienza, non ho capacità e non l'ho mai fatto, e bisogna fare un percorso per poterlo imparare, di studio, di fattori di vita di tutti i giorni. I dilettanti allo sbaraglio, come credo siano molti di questi, purtroppo ci stanno portando al baratro. Questa è almeno la mia opinione. Pipitone, abbiamo il governo, lei fa parte del governo, dilettanti allo sbaraglio, come dicono non è, tutti. voglio dire che come si diceva prima, questo mega debito pubblico sia arrivato ieri. Quindi anche gli altri... Ha detto 20 anni. 20 anni sì, ho parlato l'amico De Poli, lui ha avuto anche in passato ruoli sia di maggioranza che di opposizione in questi anni di governo, quindi la questione è molto più complessa ovviamente di quello che noi possiamo dire. Allora, io posso dire, oggi noi stiamo, De Poli forse può anche testimoniarlo essendo in Parlamento, come Italia Viva stiamo cercando di spronare e di fare le cose che stiamo dicendo stasera, quindi eliminare la burocrazia, che poi la burocrazia cosa sono? Sono le regole che gli uffici, che tutte le istituzioni hanno costruito nel tempo per tutti i passaggi della vita di questo Paese, non solo per dare soldi, ma per dare una concessione, per dare una licenza, per qualsiasi cosa. Quindi è evidente che su quello bisogna fare tanto, ma se lo diciamo da tanto tempo, se non viene fatto è perché è complicato.
su questo non c'è Potete dubbio. intervenire, Bertì, potete Ci sono intervenire delle tutti, norme, per esempio, dico. ci sono delle norme che, per esempio, per i dirigenti del comune, faccio dell'esempio come anche per i dirigenti a livello parlamentare, eccetera, che si assumono loro la responsabilità della firma dei progetti che fanno. Questo paradossalmente, invece di come dire, accelerare le attività, le ha ridotte, perché un funzionario prima di darti una concessione o di fare il suo lavoro ci pensa 1000 volte, ti mette Lo abbiamo detto prima? Sì, nel senso, voglio dire, quindi è una cosa complicata. Io posso dire che noi dobbiamo ricordare sempre da dove siamo arrivati. Siamo arrivati da un'emergenza sanitaria mostruosa e spero che i cittadini di buonsenso lo capiscano, sta roba qua. Pontelli, chiedo di essere sintetici un po' tutti. Sì, io francamente trovo una contraddizione, ripeto, riconosco l'onestà intellettuale di Pipitone, che non mi avvicino neanche a paragonarlo a Renzi. Noi abbiamo, per esempio, a livello comunicativo Renzi adesso cavalca la lotta al contante, quando l'anno scorso diceva che era contrario alla riduzione da 3.000 a 2.000 euro. Adesso ha cambiato completamente opinione. Adesso io mi domando come fa una persona che vuole investire in Italia trovarsi il medesimo esponente politico che un anno ti dice sono contrario alla riduzione del contante a 3.000 a 2.000 euro come viene dal 1° luglio di quest'anno, e quest'anno dice esattamente il contrario, voglio eliminare il contante. Ora è evidente che la serietà di un politico nasce anche dalla coerenza. La coerenza vuol dire mantenere una propria ideologia, dei propri step negli anni. Invece questo, lo dico di Renzi, ma vale anche per tanti altri politici, ti dimostra esattamente che questi cavalcano l'onda, quella che secondo loro è l'onda migliore. Un anno dicono una cosa, l'anno dopo dicono esattamente l'opposto. Tra l'altro, ed è chiaro che se io sono un funzionario in questa situazione non mi permetto di fermarmi, ma è chiaro, ma è evidente, è l'incertezza. Però Renzi comunque dice un'altra cosa. Però si è cambiato anche questo. Renzi, però, allora, io capisco che lui ce l'ha con Renzi, per carità. Allora, Renzi dice un'altra cosa. Renzi dice poiché negli ultimi mesi soprattutto sono aumentati i depositi bancari, perché c'è parte di gente che si è impoverita, facciamo pagare le tasse parte di imprenditori che stanno pagando duramente, poveretti, perché anche se hanno riaperto, diceva giustamente Bertini, la gente oggi non va a comprarsi i pantaloni, non va a comprare le scarpe, non va a fare tutta una serie di cose perché ci pensa, ha altre priorità oggi. Innanzitutto si deve riprendere dalla paura che ha per la propria salute e quella dei propri cari. Quindi Renzi dice oggi cerchiamo in qualche modo di trovare gli strumenti perché chi oggi ha i soldi. Sì, però trovo cosa c'entra il contante con l'utilizzo del risparmio depositato in banca? Tanto è vero che al 2019 io non ce l'ho con Renzi perché ma neanch'io ce l'ho con lui. Però proprio voglio dire, però se noi nel nostro futuro, ma io non devo difendere Renzi, tra l'altro, io voglio difendere un progetto politico. Se il nostro Parlamento deve stare attento a quello che è il 2,5% di consenso, siamo davvero messi male, questo posso dirlo. No, ma questo non c'è dubbio, ma infatti guarda, scusi direttore, ma qua oggi, allora, il problema, l'abbiamo detto prima, oggi noi dobbiamo sostenere tutto, prima diceva aboliamo diceva De Poli, aboliamo come si chiama? Quello ha fatto 5 il reddito di cittadinanza. Scusa, non mi vedo, il reddito di cittadinanza, 10 miliardi. Allora, voglio dire, sta roba qua è una cosa che ha fatto un altro governo, è difficile dopo che c'è toglierla dal getto. Io sono stato e noi siamo stati sempre contrari, come siamo stati contrari al reddito di emergenza, perché sono solo manovre di sussidi che non creano sviluppo. Però da un lato bisogna gli 80 euro invece creavano sviluppo? Poi ci arriviamo agli 80 euro. Da un lato, però scusa direttore, bisogna tenere assieme tutto, bisogna tenere assieme la gente che non ce la fa e ha bisogno anche di un sostegno, e bisogna sostenere le imprese, è su quello che bisogna lavorare adesso. Mentre oggi c'è un pezzo di governo che sappiamo che è anti-impresa mentalmente. Rimango con lei perché devo salutare Antonio De Poli e ringraziarlo per però prima di salutarlo voglio chiedere, secondo lui dopo questa emergenza purtroppo del Covid, cambierà la politica italiana o rimarrà tutto come prima, secondo lei, De Poli? Ma io credo che cambi la società e quindi tutto il nostro modo di essere anche nella vita normale. Di conseguenza, se la politica non capisce che è cambiata la società e dove si vive, chiaramente verrà superata e sorpassata dai fatti concreti di tutti i giorni. Quindi io credo che la politica debba cambiare perché è cambiata completamente il nostro tessuto socio-economico.
Grazie Antonio De Poli, buona serata, grazie. Buona serata. Grazie. Allora, qui do ragione a Bertino, qui parliamo. A me è piaciuto Pipitone perché poi tra l'altro all'inizio del ragionamento dove ancora arrivare ha detto qui ci sono troppi chiacchiericci, si parla, poi tutti dicono le stesse cose. 270.000 imprese non partiranno. E questo è il dramma. Questo è il numero che reale. Sembra che a nessuno Questo è un dramma interessa. terribile. Caro. Se mettiamo in moto il moltiplicatore come la politica fa con i soldi. Parla in Italia lei? Sì, in Italia. Dato di questa mattina. Se la politica mettiamo in moto anche noi il moltiplicatore come fanno con tutti questi soldi che abbiamo sentito, okay? Sappiamo quante persone saranno lasciate per strada, ci rendiamo conto di questa situazione? Questo Paese in questa maniera non ne uscirà. Allora ecco che io anche sto qua nel nostro territorio cercando di portare in Camera di Commercio, dove le imprese conoscono i meccanismi e sanno cosa c'è bisogno in questo momento, perché noi non stiamo mica chiedendo soldi. Perché se i soldi, se sono chiuso, non faccio niente, infatti, non mi servono. A me serve mettere in moto l'impresa, mettere in moto questo paese. Questo paese è arenato su una palude, non sa come districarsi di questa situazione. Allora o si mettono in testa di far presto o altrimenti sarà un problema sociale serissimo. Allora, se arriviamo a Natale in queste condizioni, ricordiamoci che sarà dura per tutti. Ma lo so cosa mi preoccupa? Lo ripeto, credo sia la Io voglio essere chiaro. No, ma è stato chiaro Bertini, però io mi preoccupa una cosa e dico, cioè, lo rapporto nel calcio, visto che sta giocando la finale di Coppa Italia in questo momento, dico, se ho bisogno di un attaccante di peso, prendo l'attaccante di peso, se ho bisogno di un centrocampista prendo un centrocampista, se ho bisogno di un difensore prendo un difensore o un portiere. Se io lo rapporto a quello che ha detto lei, se io lo rapporto a quello che si prevede e so che a Natale chiuderanno tutti questi, che ci saranno questi grossi problemi, lo so con 5 mesi, 6 mesi di anticipo, che sarà un dramma, una pandemia economica stratosferica, ma santo Dio, ma mi chiedo, Pipitone, mi scusi, ma perché la politica non prende le precauzioni non dico di far guarire il malato economico, ma di ridurre il male al malato economico? Scusi direttore, però ora, ma io... No, le faccio questa domanda. Fanno il bonus monopattino. Allora, ma forse la politica non si sta rendendo conto di questa situazione. Il bonus monopattino serve anche quello, voglio dire, perché ci sono aziende che producono il monopattino, aziende che producono buona parte dei monopattini vengono dalla Cina, la bicicletta viene fatta in Italia, non diciamo stupidaggini. Buona parte dei monopattini vengono importati dalla Cina, le biciclette invece sono buona parte italiane e hanno avuto un incremento dell'oltre il 60%, tanto è vero che l'industria della bicicletta sta assumendo grazie al cielo. I monopattini sono quasi tutti importati dalla Cina. No, se posso parlare, voglio dire, perché qua mi pare che sia solo una critica. Però ne ho visti per una battuta, una quantità infinita. Ne ho visti diversi monopattini. È un bel rischio perché parlo di un rischio stradale. Direttore, serve tutto, serve il bonus monopattino, serve il bonus, oggi il bonus bicicletta, serve il bonus del 110% di recupero per quanto riguarda l'edilizia, serve l'aiuto alle aziende. Quello diceva Bertini, e questo è il problema reale, perché oggi noi stiamo... Allora, il governo innanzitutto, nel bene o nel male, ha messo sul tavolo 80 miliardi di euro nostri, che sono debiti che noi lasciamo, ribadisco, ai nostri figli. Questi 80 miliardi in parte sono stati stanziati per dare liquidità alle aziende per prestiti, quindi non è che glieli danno, cioè si indebitano ulteriormente le aziende, però diciamo almeno si dà l'opportunità. Adesso è partito il progetto di 6-7 miliardi di euro per il fondo perduto. Poca roba, si è detto, ma è già qualcosa. Arriverà a medio termine il prestito dell'Europa. Quindi si stanno avendo una serie di manovre che non era semplice mettere insieme in 2 mesi. Perché ma allora perché prevedono di Natale? 2 mesi parliamo. Allora, Natale? la cassa integrazione che ancora... non 1,4 milioni, si parla di 200.000-300.000 che mancano ancora. Sole 24 ore questa mattina 1.400.000. Mi fido più del Sole 24 ore che non di Italia Viva, non è cattiveria. Mi scusi, in virtù di questi provvedimenti che lei ha ragione che arriveranno, perché non preveniamo il malato a dicembre economico? Ma lo stanno prevedendo. Allora, io spero. Ma perché tutti dicono? Io non sto in Parlamento, però. Ma perché dicono, mi scusi, perché Bertini dice che a 270.000 aziende in Italia chiuderanno? Perché? Non c'è perché
che anche le aziende che hanno riaperto adesso sono in grave, quelle che hanno riaperto, perché una parte, perché una parte non ha riaperto, probabilmente qualcuno ha provato a riaprire e ha richiuso alberghi che hanno aperto e chiuso. Certo, perché oggi i costi sono talmente alti che è meglio tenere chiuso, pubblicità, è evidente. Pubblicità. Vabbè. Dopo parliamo allora.